Cari amici e amiche di Un Sorriso in Più Family, buongiorno. Sono Simone e sono felice di ritrovarvi per raccontarvi la solita rubrica settimanale sportiva con gli eventi della settimana appena trascorsa. Partiamo subito dal campionato italiano, la Serie A. Questa settimana c'è stato un grande big match per la zona Champions, scontro diretto tra Milan e Juventus, squadre che entrambe si contendono la qualificazione alla Champions. Era importantissima per entrambe le squadre la partita, dato che dal punto di vista del Milan, il Milan dopo molti anni bui aveva bisogno di vincere per raggiungere l'obiettivo Champions League che manca da molto tempo. E allo stesso tempo la Juventus, che negli ultimi anni invece ha sempre stradominato il campionato vincendo 9 scudetti consecutivi, non si poteva permettere un passo falso per rischiare di non arrivare in Champions League. La partita è stata vinta 3-0 dal Milan, che ha giocato un'ottima gara. La Juventus invece è stata praticamente inesistente, tutti i suoi giocatori non sono riusciti a esprimere il gioco voluto, partendo dal fenomeno Cristiano Ronaldo che stranamente ha sbagliato quasi tutte le giocate, arrivando poi anche a Chiellini, giocatori con più esperienza che non sono riusciti a dare una mano alla squadra. Mentre il Milan ha giocato un'ottima partita, segnando anche 3 grandissimi gol e sta cercando di iniziare un nuovo capitolo che nel futuro potrà permettergli di crescere e fare degli investimenti importanti. Quindi, come ho detto, la partita è finita 3-0 con i gol di Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Adesso la situazione per la Juventus si complica moltissimo e dovrà lottare fino alla fine, essendo che mancano solamente 3 partite per riuscire a recuperare questi 3 punti a quelle che gli stanno davanti, che sono Milan, Atalanta e Napoli. Dato che anche le altre squadre in lotta per la Champions, ovvero Atalanta e Napoli, hanno entrambe vinto, il Napoli per 4-1 contro lo Spezia, grazie a un super Osimhen, nuovo acquisto di quest'anno, giocatore più costoso mai comprato nella storia del Napoli, mentre l'Atalanta ha vinto largamente per 5-2 contro il Parma. Quindi in questo momento la classifica vede primo l'Inter, che come vi ho raccontato ha già vinto lo scudetto e nonostante ciò alla scorsa giornata ha comunque vinto 5-1 contro la Sampdoria. Atalanta e Milan che si ritrovano a quota 72, Napoli a quota 70 e Juventus che, avendo perso con il Milan, è rimasta a 69 punti. L'altra notizia di giornata può essere la sconfitta della Lazio, che ha perso 2-0 con la Fiorentina, e diciamo che si è un po' compromessa le possibilità di poter arrivare in Champions. Quindi sarà principalmente una sfida 4 tra Atalanta, Milan, Napoli e Juventus, e solo 3 di queste 4 squadre potranno raggiungere l'obiettivo. Per quanto riguarda le altre partite di Serie A, è stata giocata Udinese-Bologna che è finita 1-1, Genova-Sassuolo che ha visto vincere il Sassuolo per 2-1, Verona-Torino che è terminata anch'essa 1-1, Roma-Crotone che ha visto vincere la Roma largamente per 5-0 e infine un altro scontro molto importante è stato Benevento-Cagliari, scontro per la salvezza, che nonostante ci siano state molte polemiche per un rigore non assegnato al Benevento, ha visto vincere il Cagliari per 3-1 e adesso diciamo che il Cagliari, dopo queste ultime buone partite, sta riuscendo a raggiungere l'obiettivo salvezza, mentre il Benevento, che aveva fatto bene la prima parte di campionato, si ritrova un po' più in difficoltà.
Infatti, come potete vedere, adesso attualmente ci sono Crotone e Parma già retrocesse, mentre si lottano all'altro posto Benevento, Spezia, Cagliari, Torino e anche Genova. Il Benevento ovviamente parte sfavorito e ha da recuperare 3 o 4 punti nelle ultime 3 partite. Aspettiamo quindi un finale di stagione molto intenso, sia per quanto riguarda la lotta per la Champions League, sia per quanto riguarda la lotta per la salvezza. Mancano 3 partite, le squadre, se vogliono raggiungere il loro obiettivo, non possono più sbagliare, e quindi sarò felice di raccontarvi come andrà a finire. Mentre per quanto riguarda le competizioni europee, questa settimana sono state giocate le semifinali di ritorno di Champions League e anche di Europa League. Per quanto riguarda la Champions League, si affrontavano Paris Saint-Germain e Manchester City, due tra le squadre con il patrimonio più grande degli ultimi anni, che hanno potuto fare grandi acquisti come ad esempio Neymar, Mbappé, De Bruyne. La sfida è terminata 2-0 per il Manchester City, che aveva vinto anche all'andata per 2-1 e che quindi si qualifica per l'ambitissima finale di Champions League, mentre l'altra semifinale, che era terminata all'andata 1-1 tra Real Madrid e Chelsea, ha visto al ritorno vincere il Chelsea per 2-0, sbattendo fuori il Real Madrid, squadra che ha nel suo repertorio il maggior numero di Champions League, che sono ben 13, e che purtroppo, nonostante i grandi giocatori, non è riuscita a vincere l'importantissima partita. Quindi ci aspetterà una finale tutta inglese tra Chelsea e Manchester City. Mentre per quanto riguarda l'Europa League, la finale è stata raggiunta dal Manchester United, che ha vinto all'andata contro la Roma per 6-2, mentre al ritorno questa settimana ha perso per 3-2, ma ovviamente la somma dei gol ha dato ragione al Manchester United, che si è qualificato alla finale, mentre l'altra semifinale era tra Villarreal ed Arsenal e ha visto vincere il Villarreal per qualificarsi alla finale di Europa League. Detto questo, vi saluto e ci vediamo con il prossimo appuntamento della rubrica settimanale sportiva, per sapere come andrà a finire il campionato italiano e per capire chi vincerà l'ambita Champions League e l'ambita Europa League, competizioni europee più importanti che ci sono. Ciao a tutti!